Vogliamo cominciare con i saluti allora? Ciao da Aldo e suono il basso di Mattia Bazzar. Ciao, sono Giancarlo Golzi. Ciao, sono Sergio Cossu. Ciao, sono Antonella Ruggero. Ciao a tutti i nostri amici di DJ Television, sono Carlo Marralla e suono un po' di tutto nel gruppo. Io ho già esagerato nei loro confronti, una volta ho detto che se dovessi mettere in un'urna una canzone che fosse l'esempio della canzone italiana, sceglierei comunque La vostra Vacanze romane. Bravo. Se fosse da mandarla su con il satellite, un po' come hanno fatto, metterei con la vostra canzone. Però penso questa possa diventare una domanda anche per voi, è abbastanza simpatica. Lasciamo stare le vostre. Se doveste salvare qualcosa degli ultimi 20 anni di musica, anche canzoni internazionali, uno alla volta, vediamo che canzone scegliereste. Cominci tu, tanto per cambiare. Molto difficile, probabilmente Yesterday dei Beatles. Yesterday dei Beatles. Il ragazzo della via Gluck. I Beatles. Ah, i Beatles, la raccolta bianca, dai, mettiamo un disco qualsiasi. Senz'altro. Ma sempre parlando di gruppi degli ultimi anni, Simple Minds, mi piace molto. Io salverei Torna sul Riento. Cioè, qua. Appartiene alla nostra cultura e alla nostra tradizione in qualche maniera, quindi va salvata. Cioè, è precedente ai Beatles, che tutti adoriamo, che hanno rappresentato qualcosa, però Torna sul Riento non va dimenticata, secondo me. Una domanda ad Antonella, che è la donna del gruppo. Come si sta in mezzo a Mattia Bazzar? In mezzo a questi ragazzi, benissimo. Devo Ma- dire benissimo, anche perché dopo 11 anni appunto. i caratteri si sono Limati. limati. Tu hai sempre resistito alla tentazione, nonostante tu sia molto brava. Tu forse sei la più brava cantante vocalist italiana. Adesso non arrossire perché non tutti hanno il televisore a colore. Dopo su quello in bianco e nero diventi solo più grigia. Nonostante tu sia una delle più brave, hai resistito alla tentazione di cantare da sola. Come mai? È perché andate tanto d'accordo o perché credi veramente ancora nella formula a gruppo? Ma credo sicuramente in questo tipo di formula, anche perché cantare da soli vuol dire comunque avere un gruppo e avere persone che lavorano con te e con le quali devi avere un affiatamento, altrimenti diventa una cosa molto fredda, credo. Va bene. Sono abituata così a comunicare con dei compagni di lavoro. È abituato bene, direi. Sì, sì. C'è un confine sottile in noi che a volte sembra non finire mai, tra il mondo chiuso del